Siamo alla vigilia di San Silvestro e tra poco ricominceranno le rappresentazioni sacre al presepe di Montaperto. Domani, infatti, 1 gennaio riaprirà i battenti nel borgo agrigentino il presepe vivente. Un bilancio, cioè, di queste prime giornate più che positivo perché oltre 4.000 visitatori già arrivati. Sì, noi siamo molto orgogliosi del successo raggiunto. Ovviamente dopo tanti mesi di preparazione e di fatica, vedere tutta questa gente accorrere da ogni angolo della Sicilia, nel piccolo borgo di Montaperto e vedere con occhi comunque estasiati il presepe è sicuramente molto gratificante. Il nostro bilancio quindi è assolutamente positivo e di questo dobbiamo ringraziare tutte le persone che ogni anno si prodigano per la buona riuscita di questo presepe volontariamente, gli abitanti di Montaperto e non solo, i nostri sponsor che ovviamente ci supportano e poi l'amministrazione comunale che anche quest'anno ha creduto in noi e ci ha aiutato ovviamente a far raggiungere a questo presepe dei livelli molto molto alti. Ormai il presepe si è imposto come una vera e propria eccellenza nel panorama culturale ma anche turistico, possiamo dire, sia agrigentino che ovviamente di tutta la regione. Quali sono le peculiarità di questo presepe? Ma sicuramente una delle nostre peculiarità ovviamente sono i cortili con le azioni sceniche curate dagli attori del Teatro Pirandello, che ovviamente con momenti di riflessione o momenti un po' più divertenti fanno immergere i visitatori in un'atmosfera natalizia del tutto suggestiva. E poi sicuramente il presepe, il borgo ovviamente si presta benissimo alla realizzazione di un presepe vivente, le case sono rimaste così nella loro antica genuinità, e poi tutte le vie del borgo sono rimaste veramente intatte a moltissimi anni fa. Il presepe di Montaperto, uno dei 10 più belli d'Italia, riaprirà i battenti appunto domani. Il rush finale fino al 6 gennaio, quando arriveranno i Re Magi. Sì, infatti le date 1, 2 e 3 e poi il 6 gennaio con l'arrivo dei Re Maggi, un'altra particolarità, quindi aprirà alle 17:30 con i Re Maggi, mentre il 2 invece aprirà un po' prima, perché anche quest'anno il presepe sarà presepe votato alla solidarietà, in collaborazione con la Caritas diocesana, le associazioni volontariato, l'Unione Cechi e quant'altro, aprirà diciamo un po' prima ed entreranno gratuitamente a visitare il presepe e godere anche loro di una giornata all'insegna appunto della solidarietà e dell'unione nel presepe di Montaperto.